Eccoci amici della pesca, sono Temossi Giorgio e questo è il mio canale Ligurian Fishing Adventure. Quest'oggi mi trovo nuovamente nel bellissimo negozio di self-service tutto pesca di Cherasco. Mi raccomando, venite a trovare i miei amici qua a Cherasco perché questo negozio merita. Io ve lo faccio vedere sempre, io cerco di venire il più spesso possibile a trovare i miei amici, ma è veramente una meraviglia. Detto questo, oggi voglio iniziare una nuova serie dedicata ai genitori. Tanti di voi sarete ancora giovani, tanti di voi sarete già genitori e personalmente credo che la cosa più importante sia riuscire a tramandare alle nuove generazioni questa meravigliosa passione. Il modo più semplice per farlo è ovviamente tramandarlo da padre a figlio. Io sono padre e sto cercando a modo mio di tramandarlo già a mio figlio, anche se è veramente piccolo. Mio padre a sua volta l'ha fatto con me e io voglio iniziare una serie molto amatoriale dove io condividerò con voi la mia esperienza su come iniziare a far fare i primi passi a pesca ai nostri bambini. E vedo tanti video di professionisti, i cosiddetti professori della pesca, e secondo me qua bisogna tornare un attimino indietro, qua bisogna trasmettere passione, far sì che il nostro figlio si appassioni a quello che è la pesca, passare del tempo con voi che siete genitori, imparare qualcosa per lui che gli permetta di passare del tempo nella natura da grande, da ragazzo comunque, ed è comunque qualcosa che lascerete in dono ai vostri bambini. Quindi voglio iniziare con oggi una nuova serie che si intitola Genitori a pesca, manuale pratico. Adesso vedrò un attimino che titolo dare a questa cosa, che probabilmente poi metterò anche su carta, quindi chi ha più piacere di leggerlo vedrò un attimino di farlo uscire anche in maniera cartacea. Vorrei che questa serie di video fosse dedicata anche a quei genitori che non sanno già pescare, magari hanno pescato qualche volta da piccoli o hanno un po' di base, ma sono passati tanti anni dall'ultima volta che sono andati a pescare. Tanti di voi genitori vi troverete spesso in vacanza al lago, al fiume, al mare e i vostri figli vi diranno: papà, ci porti a pescare? Voi avrete una base, insomma, di come si fanno le prime cose, ma non vi ricorderete tutto. E soprattutto in un momento di difficoltà, magari la lenza va a incagliarsi, si crea la solita parrucca che non riusciamo a venirne a capo, vorrei che questo manuale, questa serie di video fosse dedicata anche appunto ai genitori che vanno a pescare, oltre che ai nostri piccoli bambini, per rinfrescarvi un po' la memoria, per farvi un po' quelle basi per portare poi a pesca i vostri figli. Iniziamo con dei capitoli molto semplici. Quest'oggi, visto che io sono in negozio, approfitterò di questa situazione per farvi vedere un po' che cosa acquistare e quanto costa, perché anche quello è importante. Iniziamo subito, adesso vi farò dare una mano dal mio cameraman a farvi vedere che cosa acquistare, perché io vedo tanti genitori che vanno nei negozi e non sapendo nulla acquistano a caso, facendosi consigliare, ma dovrete acquistare delle cose che poi sapete anche montare, dovrete darle in mano ai vostri figli e fare una certa attenzione. Detto questo, sono cose semplicissime, non ci stiamo a inventare niente. Inizialmente meno cose avete e anche per i vostri bambini sarà più facile imparare che cosa hanno davanti. Quindi, prima cosa in assoluto sono le canne da pesca. Stiamo portando dei bambini per la prima volta a pescare. Canna da pesca fissa. Si impara a pescare con la canna da pesca fissa. E io adesso qua ne ho messa di due tipologie diverse, due lunghezze diverse, una 3 metri e una 4 metri, ma mi raccomando, se volete un consiglio da genitore per acquistare la prima canna a vostro figlio, prendete una canna che lui possa tenere in mano, proprio come peso effettivo della canna. Cioè, esistono di tutte le lunghezze, se le andate a cercare esistono canne da 1 metro come da 10 metri. Il vostro piccolo ha poca forza, quindi di conseguenza comprate un attrezzo che lui possa tenere in mano.
non cercate quella canna incredibile, sofisticata che sponsorizzano, cercate un attrezzo che vostro figlio possa tenere in mano. Quindi, a seconda della grandezza, soprattutto fisica del bambino, andiamo a cercare un attrezzo che abbia un peso che lui possa tenere in mano. Io quindi adesso vi faccio vedere un paio di canne fisse, perché poi voglio parlare anche del prezzo. E una canna fissa di 3 metri può già iniziare ad andare bene per un bambino dai 4-5 anni, ma ripeto, è tutto soggettivo, perché dovrete vedere quanta forza ha vostro figlio per tenere in mano questa canna qua. Poi vabbè, l'appoggiamo, l'aiutiamo, ma vostro figlio deve imparare a tenere questa canna in mano, quindi più piccola è, più la canna deve essere corta. Detto questo, la canna, attrezzo principale, la cassettina, classica cosa da pescatore, la cassettina porta attrezzi. Tutti quanti abbiamo iniziato con la nostra cassettina dei ricordi, delle prime cose, che principalmente inizialmente era vuota, ci mettevamo di tutto e di più che si trovava nei nostri luoghi di pesca. Io mi ricordo la mia cassettina, c'erano più conchiglie e cose che non c'entravano niente con la pesca che i veri e propri articoli da pesca, che io tra l'altro non sapevo neanche utilizzare. Cassettina di plastica, mi raccomando, perché prenderà parecchi colpi. Una cassettina del genere con 10 euro l'acquistiamo, quindi è una cassettina semplicissima che si chiude. Mi raccomando, facciamo attenzione, si chiude tranquillamente e la nostra cassettina è chiusa, e magari se non la ribaltiamo è meglio, ma è molto semplice. Ha tantissimi vani per mettere le cose, tutta l'attrezzatura che ci serve. In negozio troveremo delle soluzioni già preparate. Ogni negozio avrà la sua soluzione della sua marca, non importa la marca specifica, importa la soluzione. Galleggiante, una serie di pallini, il nostro terminale, il nostro amo. Ovviamente della lunghezza della canna, quindi ci saranno montature già preparate per le diverse lunghezze di canne. Oppure possiamo optare per iniziare a fare la nostra cassettina dell'attrezzatura che poi andremo a montare. Quindi galleggiante, adesso qua io ho preso galleggiante indicativo per fare il video, per farvelo vedere. Galleggiante, dei piombini rigorosamente da spaccati, da pinzare, degli ametti, gli ami per iniziare, poco importa, ma per iniziare andremo a cercare quei pesciolini di scoglio, di porto, piccolini, quindi sarà tutto proporzionato ai pesci che andremo a cercare. Dopodiché ci sono due tipi di fili, cioè un nylon normale, che è per fare la base della nostra montatura, e un fluorocarbon per fare i nostri terminali. Ci sarà poi dell'attrezzatura supplementare, quali forbici, ovviamente, che serviranno sempre, pinze, ce ne sono di diverso tipo, servono per schiacciare i nostri piombi, e ami già montati. Quindi adesso poi nei prossimi capitoli vi farò vedere come preparare la montatura anche ai terminali, ma in commercio, come esistono, abbiamo visto, delle montature già create, esistono anche dei terminali già creati, e andremo a cercare appunto di cercare dell'attrezzatura dimensionata ai piccoli pesci che andremo a cercare inizialmente.